Bibbione, arrestati dalla polizia locale mentre stavano per fuggire dopo aver rubato cellulari prelevati da borse lasciate incustodite in spiaggia. In manette sono finiti due serbi di 28 e 23 anni. 7 agenti in borghesi, alcuni anche in costume da bagno, si sono confusi tra i turisti pedinandoli per qualche ora e assistendo ad alcuni furti. Nell'auto sono stati rinvenuti 7 telefonini di ultima generazione per un valore di 2.700 euro e quasi 600 euro in contanti. 3 cellulari sono già stati riconsegnati ai proprietari residenti a Fiume Veneto e Pordenone. Venezia, l'unità operativa di primo intervento della polizia è intervenuta in un appartamento di Cannaregio dove si era barricato un 54enne urlando e percuotendo con forza i muri. Alla vista degli agenti l'uomo, già noto come assuntore di droga, si è diretto verso i poliziotti impugnando un coltello a serramanico ed un tubo metallico di 70 centimetri. Bloccato e calmato, è stato affidato al personale sanitario del 118 che lo ha accompagnato in ospedale. Eraclea Mare. 3 ispettori del lavoro sono stati accerchiati e minacciati verbalmente da alcuni avventori di una pizzeria nella quale avevano appena condotto un'ispezione. I 3 funzionari delle DTL di Rimini, Treviso e Venezia sono stati pedinati e quindi insultati pesantemente e con atteggiamento minaccioso. Andate a controllare gli immigrati venditori di rose o ancora rubate i vostri stipendi. Il tutto filmato anche coi telefonini dagli stessi aggressori. CGIL, CISL ed RSU denunciano come il clima intimidatorio verso i funzionari ispettivi rimanga grave, una situazione più volte segnalata al Ministero, affermano, senza ottenere però risposte concrete. Il titolare della pizzeria non aveva posto ostacoli alle normali operazioni di ispezione. Mestre. La segnalazione di un borsone sospetto abbandonato da un uomo nei pressi del cinema di Piazzale Candiani è arrivata alla polizia da 2 ragazze che hanno lanciato l'allarme dopo aver assistito alla scena. Poco dopo che l'area era stata evacuata, però, è tornato il proprietario del borsone, un 29enne romeno, che è stato denunciato per procurato allarme. La borsa conteneva solo alcuni effetti personali. Mestre è stato scoperto da un passante che lo ha notato in acqua mentre cercava di rubare il motore di una barca ormeggiata in un canale in zona via San Pio X. Ad essere denunciato per furto aggravato un 37enne di nazionalità italiana. All'arrivo degli agenti, l'uomo, dopo aver tentato di rubare il motore dell'imbarcazione, l'aveva disormeggiata e si stava allontanando a bordo della barca a motore spento.